Così a Luigina io una donna polivalente che parla per quanto riguarda Monsignor Dognana. Mi sta qualcuno qua un vicino, un nunzio, che mi ha dato e ha trovato dei foglietti parrocchiali del 56-57 praticamente, dove che Monsignor Dognana intanto commentava e criticava e teneva tutta una comunità sul chi vive, perché curava sia il corpo che l'anima, praticamente qui agli Arani, che era un tipo di cultura fatta, ma lui soprattutto perché è che ha trasformato Santa Cristina da un paese sparso a quella che può essere una comunità. Sì, interessante, perché ho trovato tra l'altro, che adesso è Luigina Lese, una che scrive ai giovani, perché Santa Cristina che era del cinema, ma non è il cinema. Indea dall'altra parte, Luigina. Sì, questo è il foglietto parrocchiale di domenica 27 maggio Io 1956. bianca e marzo, Sì. l'Eliseo di tutti i colori. E dentro, tutto scritto. Ok, leggi? Leggiamo il cinema, perché a Santa Cristina c'era la sala del cinema. L'attuale centro giovani. L'attuale centro giovani. Il cinema, dove va a divertirsi alla festa la nostra gioventù? Domanda. Ecco la domanda che tante volte ci facciamo quando vediamo disertata la nostra sala cinematografica. Qualcuno ci ha risposto: i vostri film sono scadenti. Qualche altro: più lontani si è, più ci si diverte. Altri: i film controllati non ci vanno. Certo, è impressionante la smania e la voglia amata della nostra gioventù di andare alla caccia di divertimenti pericolosissimi e nocivi alla purezza. Con le case noleggiatrici di pellicole abbiamo fatto un buon contratto per le prossime feste, contratto che darà la possibilità di proiettare pellicole di valore. Ecco il programma. 27 maggio, oggi, Incatenata del destino. 31 maggio, Regina d'Africa. 2 e 3 giugno, Prigioniero Amalfi. 10 giugno, Ultima gara. 17, Congiura Capitano Venezia. 24, Campane San Giusto. 29, Guerra di Dio. 1 luglio, Giustiziata. 24 luglio, Marcellino. Questo è l'elenco dei vari film. No, perché erano molto precisi, a parte che erano persone capaci, insomma. Sì. E niente, è una roba abbastanza interessante, ma lui allora ogni settimana scriveva il suo foglietto, che qua abbiamo delle ricette che adesso bisognerebbe sempre che le ciapassi in mano qualcuno del mestiere. Nota medica, e ora siccome che lui veramente andava per casa quasi centinaia, migliaia di ricordi qua a Santa Cristina, di tosati, persone che si stai curare prima da lui e dopo da Inae, da Emma e da Antonia. A Emma che era a Liveo Manubrio con lei in bicicletta, da quanto grande che era, diremo, no? E nota medica, io spiegava alcune che trovai doppie, vuol dire che le ripeteva, no? Perché a Sita stessa, la domenica scorsa, che non avanti un quaderno, ai bambini che andava a dottrina, a chi insegnava l'igiene, quali che erano malattie e come curarli, cioè già da bambini era un sistema che ultramoderno, adesso quasi parlaria che se fossimo andati chissà dove, e dopo per il paese faceva questa nota medica, oltre che seguire, perché venivano altre persone qua a testimoniare che veramente gente dichiarata morta, perché praticamente ma moriva anche perché mancava sucro, perché ne mangiava, cioè non erano malattie chissà che pericolose o quant'altro. E l'esita nota medica. Allora, la domenica 27 maggio Monsignor Dognana decide di mandare una cura per i calcoli al fegato e ai reni. È una malattia che produce coliche dolorose, ma che si possono superare senza ricorrere ad operazione pericolosa accompagnata da molti dolori. Ci sono erbe che a poco distruggono questi calcoli e portano alla guarigione. Ecco alcune cure. Far bollire per 20 minuti in 1 litro d'acqua 20 grammi di erba parietaria, 30 grammi di radice di prezzemolo, 20 grammi di radice di sedano. Si prendono 2-3 tazzine al giorno di questo decotto in più volte. Questa è una ricetta. La seconda, sempre per lo stesso problema,
Bollire per 10 minuti in un litro d'acqua 70 o 100 grammi di foglie di carciofo. Se ne prendono 2-3 tazzine al giorno. La terza, decotto di radice di gramigna, bacche di ginepro, millefoglie, dente di leone, parietaria. Ognuna di queste erbe bollite per 20 minuti distrugge i calcoli. La quarta, foglie di edera bollite a lungo nel vino bianco e beverne un cucchiaio di quel decotto dopo ogni pasto. La quinta, ravano rosso nero grattugiato e spremuto. Quel succo si prende metà alla mattina a digiuno e metà alla sera. Non è necessario far tutte queste cure, è sufficiente una, ma bisogna avere pazienza e continuare a lungo nella cura finché si vede che l'urina è chiara e trasparente. Ecco, lui ha dato 5 tipi di cure, insomma, ecco. Una cosa veramente, questo ieri, anche perché torniamo sempre, ripetiamo sempre il discorso, cioè, andava a farsi la diagnosi dal dottore e dopo che non ne era, sì che non era tante alternative. Comunque che sarà altre testimonianze perché sei curioso, ma soprattutto anche per l'aspetto sociale, nel senso che aggrega, che si crea il senso di comunità, oltre che come si dice, il servizio di chi ha che ha banco, insomma, ecco. E volevo mandare a Tony, chi gaetti ha? Cosa sei? Se roba da mangiare? E tra l'altro, voi dite anche questo, dite che ha fatto anche la slitta, ma l'uomo, se te va in sé che ti scegli i leggi che hanno una forma. Sì, è un tocchetto di rama con 4 ramette attaccate, vedi una fatalità. Di solito sulle rame viene fuori in ultima forcea, sì. Dopo viene anche la rama centrale e 2 ramette, ma di solito è contraria di questi. Fatalità mi ho trovato che si corre drio e ora praticamente viene fuori l'omenetto e i bracci e le gambe e te sentite, vedi che c'è un filo di ferro perché la forcea di solito è un poco più aperta, sì. E ora mi pare sagomarla, avevo una sciata adattata, insomma. E dopo avevo fatto una sciata, tagliando una sciata al collo, vedi, sotto e a testina, e pseudo. Parlami, contami un po' di che gaetto è. Ah, ecco, se smonta anche dal carretto. Sì, no, si distacca dai blancoli. Si vede? Bueno. La storia, perché non è un gaetto che ti hai inventato, qui è un gaetto della tradizione, diremo, io ho un giocato, cosa era una volta? Beh, no, sto quasi un tocchetto di legno che questo, della forcea, però c'è una forcea diversa. E tu, giusta, dritta, asimmetrica, se è asimmetrica, la metto fina e la gamba centrale. E da Dio viene fuori l'acqua? Da Dio viene fuori l'acqua, su questo qua più fina, come che ti vedi questo che c'era Dio farlo, a cuore da Dio. E dopo sagomando una strada, e quello più grosso, viene fuori il gaetto. Ecco qua, vedi, e questo è quello che ho fatto adesso, che ho visto tutti che ero Dio lavorare, insomma. Ho dipinto una strada con pennarello. Ascolta qua, che riesco a inviare che bello orando, così intanto la gente vede anche come che te lavori. Ah va bene, adesso lo scomincerò. Io avanti, scomincia qui ora, e dopo che... però non sento mica tanto caldo. Se là, che sia non una socia, dai una già che a cucina perché sento freddo qua. Va bene? Boh, ti va avanti. Forse no, va avanti e scomincio a fare qualcosa e tanto dopo si vede. Perché se venuto oggi, siamo anche quasi venuto a business una social, però col computer che hanno ancora usato a semestare, che sono già fare in giro con le consegne dei cassetti e però abbiamo avanti con i ferri. Ma i ferri o i pezzi? Io, qua. Ma pensavo di venire a lavorare, ecco, va avanti a lavorare perché qua mi insegna a più fare cassetti. Ne paga mia. Perché sempre computer, c'è la commissione, porca miseria, bisogna anche lavorare ogni tanto, no? Sto sempre qui. Va bene, e ora torniamo a Mino adesso, perché Mino ha una testimonianza di quanti anni che avevi tu? Perché non è... 40 anni fa. 40 anni fa. Dite sì, ma il tuo paese è Maserata, giusto? No,
No, questo è Bisnadello, si spresiano. Bisnadello. E capite che è una storia da contare. Quel signor Santa Cristina quasi per caso diremo, sì o no? Cioè, po' un problema non tuo, possiamo dire così? Sì, sì. Oppure gli altri venuto perché te pensavi che forse te puoi risolvere anche tu? Conta un po' la storia. No, niente, sono venuto con mio amico che aveva problemi con i tossie e si aveva venuto questo libro qua dai sorelle Tegon, così. Però era un libro, diciamo, vecchio, no? Come E gli è quel no. ciclo stilato che ha fatto ancora i primi, insomma, sì. Che così si era fatto queste cure e faceva i paghi, non so, adesso non mi ricordo cosa. E così, e così guardando, siccome che aveva una verruca sotto il piede, abbastanza grossa, l'ho trovato che c'era sta erba celidonia che faceva guarire. Che E chiamava l'erba di Pori, tra l'altro. questo non Il suo nome, sì, il nome popolare, perché ho scoperto che mi seguivo sempre dopo, ho scoperto che qua in via Sega, insomma. Invece adesso te l'ha all'orto qua, quindi. Sì, beh, all'orto là, no, manca, è bellissima tra l'altro. Questa questa è l'erba, diciamo, adesso è piccola perché è in inverno. E cosa facevi tu? Come che tu hai fatto? Niente, questa gaulata giaito, così che se te prendi magari che 2 o 3 volte al giorno che rompi il gambo, adesso che poco latte in inverno. Sì, perché d'inverno ho scoperto che a me tutto il latte va sui radici. Chissà perché rientra. Guarda che anche quello è tutto un mezzo saio quasi. Ti però riesci a spaccarla in meglio che se fa vedere. Poi, ecco, è più scuro, Sì. se in estate è più chiaro, come anche quasi, è per quasi tintura degli olio come colore. Esatto. Che tra l'altro questo qua veniva usato a Pasqua dai tosatei per decorare i uovi. No, di uovi di Pasqua gli erano uovi duri, e cioccolata che sì. pure inventarla che è particolare. Ecco. E veniva messo suina, mi raccontava proprio che serviva per decorare i uovi, fare i uovi bei. È praticamente quasi un zoo. E dopo come andava a finire questa storia? Niente, persone che come un po' di saveruca, fa come un po' di aseporosa, come un po' di caio, te bagni sempre 2 o 3 volte al giorno, te scavisci e te bagni e te vedi proprio che dovete sempre bicchiere finché sparisce. Vedi come canceava. Ma fa conto che era bella grossita e sul giro di un mese si sparia completamente. Ti aveva provocato problemi sui piedi ora o era una verruca e basta, voglio dire? La bella era una verruca e basta, solo che se per esempio avessi un posto che te magari aveva fatto un po' di infezione, ma dopo passare l'infezione sono guarito con questo mestiere qua. Insomma.